Carissime Gianas, apprendiste Gianas e carissimi amici, benvenuti in questa prima lezione che ho deciso di condividere con voi su YouTube in Premiere. Sono super emozionata perché questa normalmente è una lezione che tengo all'università della terza età, ma che sono felicissima di condividere anche con voi, visto che i reel, i video e tutte le robette che abbiamo condiviso in merito a questi due argomenti, San Martino e le 12 parole reel che arriveranno in merito alle 12 parole, è una promessa. Sono stati argomenti che vi hanno interessato tanto, risvegliando memorie e ricordi, ma soprattutto curiosità, perché quando si tratta di parole tendenzialmente che agiscono, potremmo dire attive o finanche magiche, poi ovviamente specificheremo di cosa stiamo parlando, la curiosità è galoppante. Per cui ho pensato che poteva essere utile parlarne in maniera un po' più ampia e un po' più diffusa. La lezione durerà più di un'ora, quindi cercheremo di spezzettarla in diverse sequenze di modo che sia fruibile al massimo. E detto questo, non perdiamoci in ciance, ma procediamo e iniziamo a capire un pochettino chi è San Martino in Italia, nel mondo cristiano, ma soprattutto chi diventa San Martino in Sardegna, perché vedremo che San Martino cambia forme, tutti i santi tendenzialmente cambiano forme quando sbarcano in Sardegna, in un certo qual senso vengono accolti nelle nostre tavole, nelle nostre case, nelle nostre vite. A quel punto diventano uno di noi, sostanzialmente è questo che potremmo dire, ma entreremo più nel dettaglio. Questi sono gli argomenti di oggi, che poi non saranno di oggi, ma saranno di questa lezione che ricordo ancora verrà probabilmente divisa in 2 o 3 incontri. Ora vediamo quanto ci mettiamo a raccontarla la lezione. Quindi parleremo di Martino Vescovo e Martino Santo, ma soprattutto la differenza che sarà presente fra il Martino Vescovo del resto del mondo e la Sardegna. Cercheremo di analizzare gli strumenti che caratterizzano San Martino nel mondo e in Sardegna. Ogni santo tendenzialmente è caratterizzato dagli strumenti. Sant'Antonio ad esempio ha il bastone di ferula, la campanella e il maialino, e non sono simboli casuali, strumenti casuali. San Martino ha i suoi strumenti ovviamente. Vedremo se questi strumenti che la Chiesa racconta, la geografia racconta, ma che racconta anche la tradizione popolare, ebbene, ricorrono e ritornano anche nella mia isola, nella nostra isola immagino. Intanto scrivetemi da dove mi state leggendo, come siete qui, qual è il legame che vi stringe a San Martino, se c'è o se non c'è, se è un legame in positivo o in negativo. Ovviamente ben accette tutte le posizioni. Cercheremo anche di capire come succede che nasca il culto dei santi nel mondo cristiano, perché ricordiamoci che il cristianesimo non conosce la figura dei santi dal primo giorno, e vi consiglierò anche qualche documento di approfondimento che sarà sicuramente rilevante. Parleremo di come i santi prendono forma in Sardegna, parleremo di Martino il diavolo, che in Sardegna è il suo come dire, è il suo antagonista, il suo peggior nemico, ma in un certo qual senso anche un compagno di chiacchierate, mettiamola così. Vedremo un attimino cosa intendo nel corso della lezione, vedremo le 12 parole che asterisco, in alcuni casi sono 13, ma la 13ª non esiste perché la 13ª non è legge. Questa cosa la spiegheremo approfonditamente. Questo mi darà la possibilità di parlarvi dell'origine, della storia di questo canto antichissimo, ma soprattutto di cosa sono brevemente i brebusu, le pregadorias e le orazioni nel mondo sardo. Vedremo se ci sono delle differenze tra queste forme espressive che parlano e hanno carattere religioso molto spiccato. Per cui partiamo, iniziamo a raccontare di San Martino. San Martino, qui c'è un dipinto abbastanza noto, vi ho messo tutte le indicazioni per ritrovarlo, e diamo delle informazioni, potremmo dire, agiografiche. Cosa è e chi è San Martino? San Martino è come al solito un soldato romano. C'è da dire che non è un martire, è forse il primo santo non martire che noi conosciamo e che possiamo studiare insieme. Le epoche d'azione di San Martino sono queste: dovrebbe essere nato nel 316 d.C. e morto nel 397 d.C. Comunque, da soldato romano succede una cosa speciale. A un certo punto ha un ravvedimento, diciamo così, si scopre cristiano e quindi abbandona il culto pagano e il mondo militare e diventa monaco. Dal diventare monaco poi passerà al diventare
finanche vescovo, quindi scalerà le vette di quella che è la gerarchia ecclesiastica in un certo qual senso. La storia che la geografia ci racconta, la storia edificante di San Martino ci racconta è questa qui. San Martino incontra, come vediamo in dipinto, un personaggio particolarmente povero e infreddolito, probabilmente svestito. Questa persona particolarmente freddo, ci troviamo appunto l'11 di novembre di chissà quale anno, un anno compreso fra il 316 e il 397 d.C. C'è freddo, San Martino lo nota, questo poveraccio, si sveste del suo mantello, taglia in due il mantello e copre il mendicante. E questa è un'azione potente che piace ovviamente a chi ha generato questa storia, piace tantissimo perché è un mito edificante, ci sta dicendo senza mezzi termini questa robetta qui che è piuttosto curiosa e interessante. Con un gesto di carità, con la condivisione, noi letteralmente possiamo cambiare il mondo. San Martino lo ha fatto, San Martino ha cambiato il mondo perché da quel momento in poi, racconta la Chiesa, tutti gli 11 di novembre si genererà quel fenomeno meteorologico interessantissimo che noi definiamo estate di San Martino. Poi vedremo un pochettino in che cosa consiste, però è un mito edificante, è un mito moralizzante, piuttosto importante, perché nonostante non si sia tutti quanti San Martino, ognuno di noi può cambiare il mondo, questo è il messaggio morale della narrazione, con un gesto di condivisione e di carità. E piacevano moltissimo questi racconti perché ascoltandoli la community cristiana si caricava di valori che evidentemente il cristianesimo sposava perfettamente. Ora, piccolo approfondimento: cosa significa agiografico? È una parola che arriva da agios e grafia, quindi santo e scrittura. È qualcosa di molto interessante perché è la storia narrata delle vicende che hanno a che fare con la vita di colui il quale è diventato santo, e hanno tutte, nessuna esclusa, carattere edificante, formativo e moralizzante. Il carattere moralizzante, formativo e edificante è simbolico della narrazione di San Martino, l'abbiamo già detto, ma ci ritorniamo. San Martino letteralmente col suo gesto copre il mondo, è un gesto di compassione e di solidarietà che evidentemente doveva ispirare o voleva ispirare anche i cristiani che seguivano San Martino. Chi è San Martino nel concreto? Dovrebbe essere questo personaggio che vi racconto. Nasce nel 316 in Ungheria, ufficiale romano, si converte, da monaco diventa vescovo di Tours e poi muore nel 397 d.C. Ricordiamoci che è uno dei santi più apprezzati nel Medioevo, insieme a Sant'Antonio Abate, Santa Lucia, San Nicola, ce ne sono anche degli altri che sono rilevantissimi. La sua tomba diventa luogo e meta di pellegrinaggio quando ancora quella di San Giacomo di Compostela non lo era ancora. Lo diventerà poi, e poi San Giacomo lo supererà anche, questo c'è da dirlo, però è una curiosità. Nel Medioevo era un santo piuttosto rilevante e, secondo il mito cristiano, ha tre strumenti fondamentali. In realtà il vino è uno strumento che un po' si trova, con il quale si trova a dover fare i conti, mettiamola così, diciamola così. Vi ho raccontato ieri nel video che ho condiviso su YouTube, ma che trovate anche sugli altri social nei quali opero, diciamo così. Vi ho raccontato di San Martino appunto preparando pane, vino e zucchero, che era un rimedio contro gli stati di debolezza dei più piccoli. Ora non sorprendetevi, un tempo il vino era somministrato ovviamente con attenzione e con garbo, perché poi non c'era nemmeno così tanto anche ai più piccoli, in quanto era un grande ricostituente. Non consigliamo oggi la somministrazione di vino ai più piccoli, però quello che vi ho raccontato è un rimedio di medicina tradizionale popolare sarda che ho scoperto in maniera molto interessante essere presente anche in altre parti del mondo. Comunque, uno degli ingredienti, degli strumenti di San Martino è il vino.
segno di abbondanza, è segno di festa. In Italia si dice che a San Martino ogni mosto diventa vino, in Sardegna si dice che a Santo Martino in ogni carrada è pronto su vino, in ogni botte è pronto il vino, per cui il santo si lega al vino, si lega allo strumento mantello, che è uno strumento simbolico di protezione, finanche di occultamento, poi magari ne parleremo ancora di più, e di protezione, questo è importantissimo, e soprattutto si lega con la creatura oca. Ora, nessuno di questi strumenti è uno strumento casuale, sono tutti strumenti che l'uomo di ieri riconosceva come sacri o importanti. Ora vi starete chiedendo qual è la sacralità dell'oca, ve la racconto fra un attimo. Ricordatevi che è ben presente la sacralità di questo volatile, che poi è anche un volatile da guardia, possiamo metterla così, ma asterisco, e qui vedete il quarto strumento, è quello che sostanzialmente è strumento di Martino in Sardegna. E lo strumento di Martino in Sardegna non è l'oca, non è necessariamente il mantello, sì, chiaramente il vino perché è presente, ma soprattutto sono le parole. Le parole sono fondamentali per San Martino, non è un caso che si leghi con le 12 parole della verità, le 12 parole grandi o le 12 parole buone, ve le sto dicendo in italiano, poi lo tradurremo anche in sardo, che sono una preghiera, un'orazione o un verbo volto a risolvere problematiche anche piuttosto complicate. È un ubrebu esorcistico, ma anche di risoluzione dei temporali. Ma questa roba ve la racconterò con calma nelle prossime slide, e a questo punto nella prossima lezione. Il vino è è uno strumento, è un ingrediente, un elemento caratterizzante di San Martino, che San Martino in un certo qual senso si ritrova a far fra le mani. Sottolineiamolo, anche se penso sia ovvio, San Martino non esiste da sempre, e l'uomo di ieri, ancora non cristiano, ovviamente celebrava questo periodo, che è un periodo di passaggio fortissimo. Le ore di luce si stanno riducendo notevolmente, il freddo è arrivato, siamo nel bel mezzo della semina, abbiamo abbondanza perché abbiamo di recente raccolto, è un momento specifico. Peraltro succede una cosa interessante, succede che San Martino conosciamo quasi ogni anno un periodo di tiepido rispetto al freddo autunnale al quale ci stavamo abituando. Quindi è un momento importante che l'uomo di ieri ha celebrato. Ovviamente non l'abbiamo celebrato sempre e comunque alla stessa maniera, fra un attimo vedremo come si celebrava, però piccolo asterisco da farsi è questo: che cos'è l'estate di San Martino? Questa potrebbe essere una domanda che avete avuto, ci sono moltissimi video esemplificativi, di spiegazione, narrativi, divulgativi molto interessanti. Oggi noi la mettiamo facilissima e raccontiamo questa storia. È un periodo di brevissima tregua, temperature miti in pieno autunno. Da cosa sono causate queste temperature miti? Rimonta di un anticiclone subtropicale, non so se avete letto e sentito i giornali raccontare che sta tornando l'anticiclone, quindi il caldo ritornerà per qualche giorno. Se vi affacciate alla finestra, io sto registrando oggi 12 di novembre e qui a Cagliari c'è un bellissimo clima, un bellissimo caldo, un favoloso sole, e ancora una cosa interessante: la Terra ha ancora dall'estate appena trascorsa a disposizione dell'energia accumulata, che in questo periodo di rasserenamento climatico ci sta restituendo, ma purtroppo è un momento effimero e quindi passerà, non dimentichiamoci che passerà, però si verifica quasi tutti gli anni, non succede sempre nello stesso modo, durate e intensità variano di anno in anno, non è un fenomeno astronomico, ma è un fenomeno meteorologico, e ahimè non è un evento garantito, quindi non c'è tutti gli anni. Però la cosa che a noi interessa qui ovviamente è dire questo: popolarmente
quindi a livello popolare, ma anche a livello di percezione dell'uomo di ieri, questo era un periodo portentoso e interessantissimo. E questo caldo viene legato al ciclo agricolo, al raccolto del nuovo vino, al simbolismo della luce che fa un ultimo giro prima del freddo. Quindi San Martino si trova a vivere per una sorta di continuità del calendario in un periodo portentoso e potente. È un santo non per niente particolarmente sentito nel Medioevo. Chi c'era prima di San Martino? Beh, ce n'erano tanti altri. Potrei citarvi Dioniso, potrei citarvi Bacco, potrei citarvi la Dea Madre, che venivano festeggiati e spesso e volentieri connessi al mondo del vino. Dioniso, ad esempio, è una di quelle divinità che una studiosa di cose sarde come Dolores Turchi mette in connessione con un santo che si combatte il mese di novembre insieme a San Martino, Sant'Andria, un santo che ha piuttosto a che fare con il mondo del vino e con il mondo del maiale, un santo grasso, un santo ricco che non a caso dà il nome al mese di novembre in sardo. Il mese di novembre in Sardegna è Sant'Andria, probabilmente il termine più antico che ricordiamo è questo, e poi diventa Dognasantosu in Cagliari e dintorni, però probabilmente in epoca successiva. Quindi dobbiamo sicuramente dire che San Martino rappresenta una sorta di continuità di senso, si trova ad abitare questo periodo e quindi si lega anche al vino. I suoi strumenti però probabilmente sono l'oca e sono il mantello, da sempre per sempre. Per cui ci chiediamo cosa c'entra l'oca con San Martino, qual è la leggenda a questo punto più popolare che altro che lega a San Martino l'oca, e la leggenda, la storia che vi racconto è questa qui. San Martino voleva che gli si lasciasse, ve la dico in traslata in italiano, la testa in pace, quindi lo si doveva lasciare tranquillo, ma in realtà nessuno ci pensava realmente a lasciare tranquillo San Martino, per cui decisero di farlo vescovo. San Martino decise di non accettare questo titolo e quindi si nascose in un luogo nel quale erano deposti animali, messi animali a riposare, deposti non è il termine più corretto, perdonatemi, si trovavano degli animali e fra gli animali presenti c'erano anche le oche. Ora, non so se voi avete mai cercato di accarezzare o di inseguire un'oca, a me un'oca mi ha inseguito e quindi so che non sono animali pacifici. I romani li consideravano dei veri e propri animali da guardia, e fra un po' vi racconto anche una storia sui romani che per me è piuttosto interessante. San Martino si nasconde, le oche iniziano a starnazzare, San Martino viene scovato, viene preso, portato in chiesa e fatto vescovo. Potremmo leggere questo messaggio come: nessuno può rinunciare o può negare la propria vocazione, e nemmeno San Martino è riuscito a farlo. Le oche sono però, non dimentichiamocelo, degli animali sacri, quindi non è un caso che vengano posti accanto a un santo così rilevante. Sono delle creature interessanti, molto interessanti, sacre a Giunone. C'è una bella storia del mondo latino che viene raccontata e che ora vi riporto molto brevemente. I romani, tutti addormentati, stanno per perdere Roma a causa dei Galli che si stanno per inoltrare nei loro territori. I cani non si accorgono della presenza di questi galli, ma le oche se ne accorgono, sacre al Giunone non a caso, e quindi cosa succede? Che iniziano a starnazzare, i romani si svegliano e Roma è salva, momentaneamente salva. L'oca è un animale sacro da un sacco di tempo, perché? Perché è una creatura delle soglie, vive tra l'acqua, la terra e il cielo e depone uova, quindi non è un caso che San Martino abbia l'oca come suo animale, diciamo, esemplificativo, esattamente come Sant'Antonio Abate al maiale, che ugualmente è una creatura particolarmente sacra che racconta dell'abbondanza. Sant'Antonio, non dimentichiamocelo, è un santo ricco come Sant'Andrea, si collega al maiale, ai fuochi, al cibo, e quindi ovviamente anche all'abbondanza di stomaco, diciamo così. Queste cose mi sa che ve le ho già raccontate, per cui andiamo avanti. Sì, dalla vocazione ve l'ho raccontato, quindi l'oca ce la giustifichiamo e ce la giochiamo così, è un animale non a caso, non casuale. Ricordiamoci che per un sacco di tempo San Martino in Italia è stato festeggiato come piatto. L'oca, ahimè, si tapino le orecchie i vegetariani e i vegani, però è successo e succederà ancora che l'oca fosse un piatto cucinato appunto e in occasione di San Martino.
Ma adesso ci chiediamo, ma San Martino in Sardegna, siamo già a 19 minuti, quindi 2 slide e poi ci interrompiamo. San Martino in Sardegna come viene ricordato e come viene festeggiato? Beh, viene festeggiato e ricordato in maniere un po' differenti. Non dimentichiamoci gli strumenti del santo che vi ho appena raccontato, perché in Sardegna la cosa più importante sono le parole buone di San Martino, le parole della verità, e sono sicuramente il tratto caratterizzante. La cosa che si evince da questo dettaglio è che in Sardegna e per il sardo la parola è molto più importante di alcuni strumenti magari un po' più concreti e vividi che si possono toccare, ma che consentono a un santo come San Martino di vincere uno scontro con un personaggio alquanto astuto e arguto, il diavolo. Quindi ci dice che la parola per il sardo è importante, è uno strumento di liberazione notevolissimo, soprattutto quando è parlata, e poi vedremo un pochettino la differenza. San Martino in Sardegna non viene ricordato necessariamente per l'estate di San Martino, ma viene ricordato soprattutto per un altro dettaglio. Scusate, ho notifiche che stanno partendo costantemente, poi risponderò a tutti, ve lo prometto. Viene ricordato soprattutto per un altro dettaglio. San Martino incontra un mendicante, come nel mito che abbiamo raccontato un attimo fa, però quel mendicante in realtà non è un pover'uomo, ma è il diavolo. San Martino lo riconosce, fa un'offerta al diavolo, però dopo aver fatto l'offerta dice che lo fa per l'amore di Dio, questa offerta. E allora cosa succede? Che il diavolo si dissolve, e questa vicenda capita 1, 2, 3, 4, 5 volte, fino a che a un certo punto c'è lo scontro finale. Facciamo l'ultima puntata della nostra serie Netflix. San Martino si trova a casa di una giovane sposa. Perché a casa di una giovane sposa? Perché ha individuato lo sposo e non lo convince tantissimo, e scoprirà che questo sposo, dietro le vesti dello sposo, si nasconde ancora una volta il diavolo, il demonio. E allora cosa succede? Una cosa interessante: lo sposo bussa alla porta della sposa, ma San Martino non apre, dice: allontanati, perché tu non sei uno sposo ma sei il demonio, e se allora sono il demonio, cacciami alla tua maniera. Se davvero sei San Martino, raccontami le 12 parole della verità. E allora San Martino inizia recitando questa preghiera, questo Brebu, del quale parleremo fra un attimo, che vi racconterò fra un attimo. San Martino, lo ribadiamo e lo sottolineiamo, avrà la meglio sul diavolo non con le mani, non con la forza bruta, non con degli strumenti violenti, ma semplicemente con la parola. E ora l'ultimo capitolo prima di salutarci, che però per me è piuttosto rilevante, è sicuramente questo. Quando nasce il culto dei santi, e soprattutto perché? E un'altra domanda che ci potremmo porre è questa: i santi cristiani sono gli stessi santi che conosciamo in Sardegna? Spoiler, non esattamente. E vediamo un pochettino di scoprire vari argomenti. Tanto per cominciare, il culto dei santi non è originario, cioè non si origina con il cristianesimo, ma nasce in un periodo specifico della vita della religione cristiana. Nel 313 d.C. avviene una cosa molto interessante. Costantino emana un editto. Vi ricorderete la storia secondo la quale i cristiani inizialmente dall'impero romano non erano visti di buon occhio e venivano perseguitati. Succedeva che molti di loro, non rinunciando alla fede cristiana, venissero martirizzati. Ricordiamoci che San Martino non subisce martirio, venivano martirizzati. E poi cosa succede? Succedeva che ovviamente morivano e in un certo qual senso erano divinizzati, passatemi il termine. Però nel momento in cui l'editto di Costantino o di Milano viene emanato, bene, i cristiani non sono più gli acerrimi nemici dell'impero romano, possono praticare i loro culti e quindi non vengono più osteggiati, sì, è corretto, non vengono più combattuti, martirizzati, diciamo così. Però i martiri erano importanti. Cosa significa martire? Martis, testimone, erano importanti per la religione cristiana. Per un certo periodo i fedeli vanno nelle tombe dei martiri, quindi continuano a ricordarli, però poi servono eventi nuovi, e non essendoci più martiri, cosa succede? Succede che la Chiesa decide di creare la figura del santo, ossia il martire che viene posto sostanzialmente in un contatto diretto
con Dio. Ed è un momento importantissimo e fondamentale che la dice lunga su come l'essere umano vive la religione. La religione è vissuta dall'essere umano come qualcosa di concreto, o perlomeno ci proviamo. Nel momento in cui abbiamo un passaggio, soprattutto in Sardegna, dalla religione pagana che si poteva toccare. Ricordatevi che in Sardegna noi avevamo un contatto con la natura molto forte, la natura era divina. C'era la madre del vento, la madre dell'acqua, la madre del sole, la madre dell'acqua, ve l'ho già detto, la madre del fuoco, la madre del mare, insomma c'erano tantissime, e avevano tutti nomi e cognomi specifici, potevamo toccarle. Bene, quando arriviamo a una religione un po' più, come dire, astratta, come quella cristiana, beh, c'è una forte difficoltà perché Dio non vive in terra, Dio vive in cielo e quindi se vogliamo parlare con Lui come facciamo? Certo, ci sono i suoi templi, ci sono i suoi rappresentati in terra, però serve qualcosa di più concreto e il santo è un vicario, un intermediario interessante. Ricordiamoci che in Sardegna quando si invocano i santi bisogna stare attenti perché quelli si presentano, quindi abbiamo una realtà molto diretta e concreta con il santo. Il santo è un vero e proprio ponte tra il cielo e la terra. La nascita della figura del santo è incredibilmente funzionale, serve a toccare il sacro con mano. Perché? Perché Dio era percepito molto distante. Nella religione pagana siamo figli della Dea Madre. La Dea Madre vive in terra, la possiamo toccare tutte le volte che vogliamo, dormiamo a contatto con la terra, la possiamo nutrire, la possiamo elogiare, finanche calpestare. Dio è una figura un po' differente, i santi sopperiscono questa difficoltà, quindi la nascita dei santi è funzionale e si colloca in un preciso momento, però il culto dei santi in Sardegna che cos'è? Come avviene? È uguale il santo Martino in Sardegna o in Lombardia? Nì, non sempre le cose vanno alla stessa maniera. C'è uno studio che vi consiglio ed è della signora Martorelli, poi se volete vi condividerò il link per consultarlo. Fatemi sapere se vi può interessare, che racconta un pochettino qual è il percorso che i santi fanno quando arrivano in Sardegna e lei ci dice cose piuttosto interessanti. Tanto per cominciare, arrivano nel tardo impero e periodo bizantino in Sardegna e il culto dei santi sull'isola si diffonde proprio in questo periodo. Ci saranno dei santi che hanno forme completamente differenti in Sardegna. Perché? Perché il mondo bizantino li racconta esattamente come li vede. Un caso è ad esempio Sant'Andrea, che in Sardegna è ricordato per questioni diverse rispetto a quelle che vengono narrate nel continente. Non ci entriamo nel dettaglio perché stiamo già sforando. Questa lezione doveva durare 20 minuti e siamo a 27. In Sardegna i santi diventano membri di una famiglia estesa, la loro presenza è quotidiana, la loro liturgia è rurale e agricola, non sono mai santi urbani, sono sempre santi rurali. Il santo diventa uno di famiglia. Chi è caglieritano ha per esempio un fortissimo legame con Sant'Efisio. Chi è di Laconi ha un fortissimo legame con Sant'Ignazio. Ricordiamoci che non sono più santi. In Cagliari Efisio diventa Efisieddu, un diminutivo vezzeggiativo del nome. Gli si porta regali, gli si chiedono favori, lo si va a trovare. Quindi c'è una sorta di domesticazione del santo che diventa e inizia concretamente a parlare sardo. Si traduce il sacro nella lingua del popolo e il santo diventa un taumaturgo, un prete, un guaritore, un protettore. San Martino non viene mai chiamato vescovo Martino, ma viene sempre chiamato padre Martino. È una cosa che dobbiamo ovviamente ricordare e sottolineare. Un mezzo santo, un mezzo mago e un mezzo guaritore. Quindi in un certo qual senso il sardo trasforma il santo a suo uso e consumo. Ora, la Martorelli ci dice che questa è una specificità isolana, questo genere di percorso esiste anche altrove, in tutte le tradizioni popolari, ma in Sardegna l'idea è abbastanza spinta e quindi è giusto ricordarla e raccontarla. Tenete in considerazione peraltro che il santo ha proprio anche un carattere un po' differente e ha dei tratti che non sono sempre descrivibili come quelli dei santi. È ironico, è particolarmente vicino alla gente, fin qui ci stiamo assolutamente, ma è
è molto astuto, utilizza la parola per uscire fuori da situazioni particolarmente pericolose, entra in contatto con il diavolo, non lo rifugge, ci entra in contatto e lo tratta quasi come fosse un suo pari, ovviamente fanno parte di due mondi completamente diversi, non lo teme, lo affronta e lo batte. Ora l'esempio di San Martino ve l'ho appena fatto, ma Sant'Antonio ricordatevi che in Sardegna bussa alle porte degli inferi, parla con i demoni, ruba il fuoco, non è un tratto da santo, se ne torna a casa sua e restituisce il fuoco ai sardi. Quindi non è la figura del santo che noi ci possiamo immaginare, ma è una figura di un santo che è reso un po' più domestico e un po' più umano, possiamo dire così. E di questi esempi ve ne potrei fare molti altri, ma ovviamente ci fermiamo sull'isola. I santi non sono statue, sono energie antiche che imparano a parlare sardo. Queste cose ve le ho già dette e diventano quindi il sacro più accessibile e più domestico. Ora, lo strumento di San Martino in Sardegna sono questo, sono le 12 parole della verità. E le 12 parole della verità sono un canto antichissimo, nelle prossime lezioni vi racconterò in che cosa consiste, sono un canto veramente molto antico che viaggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare in Sardegna. E in Sardegna questo brebu diventa qualcosa di particolarmente potente, ma questo lo vedremo nella prossima lezione. Ora io vi ringrazio per essere stati con me, siamo insieme da 30 minuti, spero che non sia stata troppo lunga questa lezione. La prossima lezione parleremo delle 12 parole della verità. Io vi invito, se avete voglia di approfondire, a commentare sotto, fatemi sapere se il progetto vi interessa, queste lezioni sono interessanti, quindi in quel caso potrei pensare di crearne anche di nuove. Le 12 parole però sono garantite, fatemi sapere se vi interessano. Vi bacio, vi abbraccio e vi lascio tutti i contatti per far sì che voi mi seguiate e che si rimanga in contatto. Se la pagina, il progetto vi interessa, mi raccomando, seguite anche il profilo YouTube sul quale sto cercando di lavorare in questo periodo e mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Bacini, bacetti, ci vediamo presto.